Sì, si abbassano le temperature, abbiamo avuto un inverno un po' anomalo e il piano neve comunque è pronto già dal fine novembre, primi di dicembre. Quest'anno abbiamo anche aumentato il nostro parco mezzi, siamo arrivati a 30 unità, quindi con i mezzi del comune e quelli di APS, in più abbiamo recuperato attraverso delle collaborazioni con ditte private, insomma, la possibilità di disporre di più mezzi spargisale e mezzi spalaneve in caso di evenienza. Il piano neve parte quando le temperature vanno sotto zero, anche quando non nevica, per prevenire il ghiaccio. Mercoledì forse può nevicare, in quel caso siamo pronti ad uscire. Il Comune farà la sua parte con il piano neve che interessa 600 km di strade cittadine. È importante che anche i cittadini collaborino, da una parte facendo attenzione e quindi utilizzando il mezzo, l'automobile se necessario e avendo tutte le precauzioni per i disagi che una nevicata in città può procurare. E dall'altro chiediamo anche di spargere il sale nel marciapiede davanti casa, che è un piccolo gesto che può aiutare a rendere praticabili molti marciapiedi. Per questo quest'anno la novità è che distribuiremo 35 contenitori di sale sparsi nei quartieri, in modo tale da agevolare anche le operazioni di attività di rifornimento di sale per i cittadini.